Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ehi là, allora come va? Tutto bene? Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine. Tutte le settimane siamo qua, io, Davide Stefanelli. Leandro Maggi, buongiorno. Su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Questi sono i media che ci trasmettono tutte le media? No, non posso dirci media, dai. Che ci trasmettono tutte le settimane. Sono un po' pippi, sono un po' marroni. Allora, puntata nuova, nuovissima, abbiamo dei titoli molto interessanti anche questa settimana che adesso andiamo subito ad elencare. Eccoli qua. Allora, Spinoni che passione. E poi Agricoltura 2.0. Giovani e lode. Plastic free ad Adria. Una canzone di Plastic Beltran. Vabbè, dai. 22 quanti anni hai? Sai che era dal 1920 che non sentivo Plastic Beltran. E poi ultimo, 22esima edizione Voci per la Libertà. Ecco qua, questi sono i nostri titoli di oggi. Noi partiamo tra pochissimo, state con noi. Rientrati quindi e pronti a partire con la nuova puntata di Made in Polesine. Cosa hai da ridere oggi? Vedo che sei particolarmente allegro, non so. Perché mi è venuta in mente una cosa di prima, ma non posso dirla. Non puoi dirla, non si può esternare così. Non è una cosa radiofonica, tu dici. Neanche un po'. Meglio astenersi. Allora, Spinoni che passione. Parliamo di questa razza canina praticamente. Razza canina, sì. Che io ho scoperto essere una razza autoctona proprio del Polesine, delle nostre zone, ed è un mondo che non conoscevo, perché a Cacapello, gloriosa frazione di Portoviro, hanno fatto sabato 13 e domenica 14 luglio una gara di spinoni. C'erano 170 spinoni cani accreditati e quindi è stata una cosa molto interessante. Era fatta dal Club Italiano Spinoni Delegazione del Veneto con la collaborazione del gruppo cinofilo polesano, che era, e dopo nella seconda parte c'era anche appunto la gara in campo con la prova su selvaggina libera e una prova su selvaggina CACC, che non so cosa vuol dire. Però insomma c'era. Allora, innanzitutto c'erano un sacco di persone importanti, perché l'anno scorso, forse 2 anni fa, mi sembra l'anno scorso, avevano inaugurato quel famoso monumento del cane. Sì, l'ho presentato io, quello lì. Sì. A me non piaceva, però dopo, siccome mi ha spiegato un pochino di cose, adesso comincia a piacermi. Certo. Perché mi piace? Prima di tutto perché c'è una storia dietro. Il donatore di questo monumento ha voluto donarlo perché un grande appassionato di caccia, il signor Moretti, ha salvato questo signore che era un capitano in pensione e probabilmente ha avuto un malore, un infarto, qualcosa. Fatto sta, per gratitudine ha regalato questo monumento fatto da un artista importantissimo. Ma cosa ha di caratteristiche questo monumento? È che è fatto con tutti i residuati bellici, bossoli eccetera, della guerra del 15-18. Quindi si celebra il cane, che è stato anche importante in quel periodo. Tra l'altro un cane è importante per la nostra economia, perché i cacciatori, ma soprattutto anche gli agricoltori, quando andavano a caccia e cercavano di sbarcare il lunario, di mangiare qualcosa, andavano con questo spinone, che è appunto, ripeto, un cane delle nostre razze. Quindi bravi a quelli che hanno organizzato. C'era poi il vice sindaco Doriano Mancin, c'era la Valeria Mantovan, quindi anche l'amministrazione era presente. Tra l'altro Doriano Mancin, vice sindaco, ha detto che Portoviro ha dichiarato che Portoviro è città dei cani, in senso buono, nel senso uno potrebbe anche pensare perché effettivamente hanno fatto un sacco di manifestazioni sui cani, molossi, levieri eccetera, e quindi si può dire che Portoviro abbia un occhio di riguardo per i nostri grandissimi amici. Allora, finisco il discorso sulle simbologie, visto che io non lo sapevo, la simbologia di questo spinone, che appunto ha tutti i bossoli e i residuati della prima guerra mondiale. A taglio di Po c'è il monumento ai caduti, che anche questo ha una sua peculiarità, una sua caratteristica, perché all'interno del ceppo celebrativo davanti appunto al monumento c'è un raggruppamento, una specie di mattonella fatto con tutte le sabbie o la terra
delle guerre che l'Italia ha sostenuto dal 1575 al 1945. L'ultima. Che dire, l'ultima cosa, se l'amministrazione comunale di Italia di Po trattasse un po' meglio il nostro monumento sarebbe meglio, però questa è un'altra storia. Detto questo, un piccolo inciso questo, se sì, vogliamo, perché è in maniera pietosa, tutte le scritte sono andate via, tutto arrugginito, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, o le cose o le teniamo o non le teniamo. Vabbè, allora, noi è un appello, se vogliamo, faccio un ultimo appello all'amministrazione. Se faccio un ultimo appello. Dai. Già che ci siete, mettete a posto anche la fontana. Se serve altro, no, perché volevo. Vabbè, dai, allora, l'ultima cosa dice, sì. E vendo panda usata. Cioè che... Vabbè, dai. Allora, dicevo, esaurito il nostro primo punto a disposizione, breve pausa, torniamo tra poco. Rientrati quindi in diretta, come sempre, per questa nuova puntata di Made in Polesine. Altro titolo che andiamo ad affrontare, molto molto interessante, parliamo di agricoltura, ma in modo particolare agricoltura 2.0. Cosa vorrà dire? Allora, abbiamo sempre detto che l'agricoltore è una figura che nel nostro immaginario è una figura abbastanza legata alle tradizioni, sì, invece nel classico contadino che esatto. va con la zappa che va, e invece per far reddito sì. Il contadino deve essere adeguato sicuramente. C'è stato un convegno secondo me molto interessante, io l'ho seguire un convegno di 4 ore le dura, però io l'ho seguito. Non ti passa più. Non ti passa più. Però, come sempre, quando poi dopo una cosa che un pochino comincia a interessarti, il tempo può anche volare. Sì. Palazzo Sinimbani a Grignella, che è una frazione di Cavazzere, quindi abbastanza vicino al Polesine, anche perché c'erano un sacco di operatori polesani presenti, c'è stato un convegno dal campo alla tavola, il grano sposa la sostenibilità. C'erano presenti Romano Sinimbani, che è il padrone di casa, poi Pierluigi Merigi, che è responsabile del centro sperimentale Orta, quindi un centro per produzioni agricole importanti e per le nuove frontiere appunto dell'agricoltura, il professor Sestigli dell'Università di Viterbo, Roberto Bossi di Singente, eccetera, e parlavano appunto di sostenibilità. Però mi è interessato molto l'intervento di Sinimbani, che appunto era il padrone di casa, che ha detto vabbè, ci stiamo con la sostenibilità, vuol dire non so, adoperare dei prodotti più a impatto ambientale diverso e cercare di diserbare in maniera meccanica e non con sì. Però giustamente diceva non vorrei, visto che già adesso prendiamo poco noi agricoltori, che questo venisse poi sulla groppona dell'agricoltore, quindi ci vorrebbe da parte della politica anche un occhio di riguardo per sgravi fiscali, eccetera eccetera eccetera. Ci saranno? A saperlo sarebbe una bella cosa, insomma. Ecco, comunque come ripeto è interessante seguire, bisognerebbe seguirne molto di più. Per esempio l'età media era abbastanza alta, è vero che era indirizzato a operatori abbastanza importanti, nel senso quelli che hanno superiori ai 200-300 ettari, quindi che per definizione giovanissimi non possono essere. Però ci sono, nonostante che ci sono un sacco di giovani che si avvicinano all'agricoltura, a questi congressi che io ogni volta partecipo perché mi chiamano per fare riprese e altro, giovani ne vedo sempre molto pochi. Sempre pochi. Quindi giovani, se volete che anche l'agricoltura possa diventare fonte di reddito importante, visto che avete la fortuna di avere magari, perché la famiglia ha rilasciato qualche decina, qualche centinaio, qualche migliaio di ettari. Sì, è importante lavorare la terra, ma anche è importante essere a questi congressi. Anche comunque complimenti alla Confagricoltura di Venezia, Confagricoltura di Rovigo e Confagricoltura di Cavazzere Cona e il presidente Romano Sinimbani, bel personaggio, bella persona. Benissimo, allora abbiamo esaurito anche questo nostro secondo argomento di oggi. Noi a questo punto ci assentiamo per un cincinin, ma torniamo tra pochissimo. La nostra puntata di oggi sta veramente nel clou, nel centro, procedendo in maniera molto lineare, molto tranquilla. Ma poi siamo tutti e due tranquilli oggi, non abbiamo adrenalina che ci... come mai sta cosa? Perché solito... siamo forse un po' in ferie. In ferie noi non ci siamo mai proprio totalmente, diciamo. Però ecco, qualche giornatina siamo un po' rilassati, ce la prendiamo anche noi, però dai. Allora, terzo argomento, parliamo di giovani e lode, perché abbiamo avuto dei giovani
con tanto di cappello, diciamo. Ah beh sì, allora celebriamo due ragazzi, tra l'altro una anche di Portoviro, Camilla Dossi e Andrea Pavanello, che hanno preso un bel centelode all'Istituto Bocchi Galilei di Ade. Questo un grandissimo chapeau. Questo ce ne fa veramente onore. Ci fa piacere ricordarlo e sottolinearlo. Cosa succederà? Che sono bravi ragazzi, sicuramente avranno davanti a loro una carriera importante, si laureeranno e andranno via. e andranno via. Allora, prendiamo spunto facendo appunto gli elogi a Camilla e ad Andrea per questo risultato straordinario, perché un 100 lode non è che lo danno a tutti, anzi ce ne sono solo 2, quindi bisogna meritarselo. A loro chapeau unanime sia mio che di Davide. Però il fatto è che probabilmente questi ragazzi qua, quando poi dopo si laureeranno, e sicuramente si laureeranno con le stesse con gli stessi risultati, perché la pianta è buona, certo, al 99% vanno via. Allora, quando vanno via e dicono ma all'estero li accettano ben volentieri, te lo dico, hanno valutato che un corso di studi di un ragazzo dall'asilo fino al master, alla laurea, costa 300.000 euro allo Stato italiano. Soldi che naturalmente se vanno all'estero, lo Stato estero che li ospita non li spende. Ha già la pappa pronta. Esatto. Allora, perché non riusciamo a tenerli qua da noi i nostri giovani? Sì. Perché quando un ragazzo si laurea, invece di aprirgli le porte e dargli degli stipendi adeguati perché ha studiato, perché è bravo e tutto, gli diamo un tempo determinato, 800 euro al mese? Perché? Why? Allora, siccome per fare certe cose basterebbe guardare cosa fanno gli altri e copiare, siamo sempre stati bravi a copiare, i napoletani hanno insegnato ai cinesi a copiare, è così semplice la cosa, tu dici, perché non riusciamo? Non ci attiviamo per fare sta cosa, e purtroppo no. Io lo dico anche per la gioveduta, ho 2 figli in giro per il mondo, effettivamente qua prendevano poco e all'estero prendono molto di più. Perché? Non lo so. La domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita, sì. Dai. Quindi anche qua un appello, siamo rilassati e buoni, però siccome quelli che ci governano onestamente li paghiamo profumatamente, sì, quello sì, dovrebbero risolvere anche questo problema, invece di ogni volta di andare in cerca sempre di quella rogna che sappiamo ma di cui non posso parlare perché Davide non vuole. Non si può vabbè. Per questa diciamo è una situazione che avevamo già sollevato in altre occasioni, però purtroppo si ripresenta sempre costantemente, perché è sicuramente una pecca del nostro sistema Italia, questo sicuramente, cioè una cosa che si deve risolvere, altrimenti qua non rimarrà più nessuno, nel senso prepariamo i nostri giovani, quelli migliori, poi se ne vanno perché qua non trovano lavoro o non sono adeguatamente pagati, insomma, ecco, quindi non ce la fanno poi a farsi una famiglia, tutto quello che ne consegue, insomma. Ripetiamo, a Camilla e Andrea complimenti, bravi, e tutti i ragazzi che si sono laureati, diplomati eccetera, bravi. C'è questa piccola pecca. Vabbè. Sappiate che poi una volta laureati da lì cominciano poi i problemi. Esatto, sì. Non vogliamo crearvi panico, però è così. Bene, allora ci fermiamo, bravissima pausa, torniamo tra poco. Siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine, come sempre tutte le settimane su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Medi Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli, lui è Leandro Maggi, e adesso un altro titolo molto molto interessante. Plastic Free ad Adria, cosa vuol dire? Che hanno accettato una mozione fatta da i 5 Stelle e è stata appoggiata anche dal consigliere di minoranza Lamberto Cavallari, quindi c'è forse una prova di governo, c'è qualcuno che dice che forse c'è un impasto, un Conte 2, però questa è un'altra storia. Vabbè. L'affronteremo in un'altra occasione. Ma chi siamo noi per affrontarla? Però non proprio il motivo. C'è stato questo connubio quindi tra 5 Stelle e consigliere appunto del PD Cavallari, perché hanno fatto questa mozione dove ad Adria ci sarà la rimozione di tutta la plastica monouso dagli uffici comunali, comprese le sale conferenze e i centri civici, con particolare attenzione a quelli derivati dalla vendita diretta o tramite distributori automatici e dalla somministrazione di cibi e bevande. È stato appunto un vero e proprio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, è stato preso in carico dal consigliere di minoranza Lamberto Cavallari, che ha voluto dar voce proprio a questo importantissimo argomento. È già qualcosa, sì. È già qualcosa.
è solo nel comune, sicuramente ci vorranno minimo altri 1000 anni per obbligarlo a tutti. La plastica ha questo problema, è troppo comodo. Sì, è troppo comoda. Cioè, trovare un sostituto della plastica non sarà facile, neanche in futuro, però insomma, bisogna farlo, perché tra l'altro siamo invasi dalla plastica. Vabbè, chi siamo noi per dire, però comunque nel suo piccolo ha fatto qualcosa, magari se qualche altro paese fa qualcosa anche lui, eccetera eccetera eccetera, forse qualcosa si migliora. Magari dopo, oltre alla plastic free, ci vorrebbe l'amianto free, l'Ethernet free, dappertutto. L'importante è che sia free tutto. Quindi vabbè, è un piccolo, come diceva Armstrong, che visto che stiamo celebrando i 50 anni, è un piccolo passo per l'umanità, ma un grande passo per l'uomo. Vabbè. E quindi forse cioè non è che proprio il mondo cambierà ad aria, però perlomeno, siccome ho anche gli amici, è proprio un inizio questo, gli amici 5 Stelle hanno gridato al successo, evviva, beh, adesso ridimensioniamolo un pochino, però in ogni caso siete stati bravi. C'è questa iniziativa che è da prendere comunque in considerazione. Bene, allora questo era il penultimo argomento e quindi tra pochissimo ci sentiamo per l'ultimo argomento di oggi. Siamo pronti quindi ad affrontare quello che è l'ultimo, diciamo, argomento di oggi, e parliamo a questo punto della 22esima edizione Luci per la Libertà. Voci, sono voci, sì, è vero. Luci sono voci. Luci, anche Lucio, il mio amico che fa il service. Lucio, che salutiamo. Ciao Lucio. Allora, 22esima edizione Voci per la Libertà. Comincia questa sera e finisce domenica 21 luglio a Rosolina Mare. Ricco calendario di appuntamenti, sia pomeridiani che serali, sottolineo, gratuiti. E questo è sempre un bel lavoro. Free. Free. Oggi siamo sul free. Allora, chi ci sarà? Domenica per esempio ci sarà Roy Paci e Picciotto, poi ci sarà Joe Evan, la Municipal, Mujer Crejando, Pupi de Surfaro, Kumi Vataguambo, Valerio Piccolo, eccetera eccetera eccetera. Quindi è un piatto ricco, micifico. Noi vi consigliamo di andarla a vedere. Salutiamo il mio amico Lionello, perché il direttore artistico ogni anno propone qualcosa di straordinario. Tra l'altro quest'anno in gara sappiamo che ci sono 8 artisti provenienti da tutta Italia, ce ne sono 2 gruppi che sono di Rovigo. Allora sono Giovi e Massimo, Francescon Band, che sono da Rovigo e Treviso, che canteranno e suoneranno quello che io non so, e Grace Chaos da Rovigo con Nero. Quindi, allora naturalmente facciamo i grandi auguri. Naturalmente. In coda parliamo di questa bellissima edizione Voci per la Libertà, e anche a loro, se da 22 anni riescono a portare artisti importanti, musicisti importanti, e poi soprattutto sottolineare il fatto che ogni brano deve essere legato alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a loro riserviamo come sempre il nostro chapeau. Ovviamente. Bravi, noi vi seguiremo, saremo anche presenti con un po' di telecamere sia io che Davide, e quindi cercheremo di fare un pochino di storia e spiegare da qualcuno cosa è l'importanza di questo. Benissimo. Bravi. Chapeau ancora una volta. Chapeauissimo. Abbiamo finito, abbiamo comunque esaurito i nostri punti a disposizione, mancano solamente i saluti finali che arriveranno tra pochissimo. Allora, in conclusione di appuntamento anche quest'oggi per questa puntata di Made in Polesine, noi a questo punto vi salutiamo, però non prima di aver ricordato cos'è? È un appuntamento. La prossima settimana, il giorno 26, a Taglio di Po, per la festa dell'emigrante, ci sarà un bel incontro, un bel talk show. Indovina chi lo conduce? Posso? Sarai mica tu? Ma guarda caso. Comunque ci sarà il professor Sparapan, la professoressa Crepaldi e moi e io, che parleremo un pochino di passato, presente e futuro, nel senso che abbiamo proprio parlato in un post precedente dei giovani che se ne vanno via, quindi i giovani degli anni 40-50 che se ne andavano per cercare lavoro al nord o anche al nord Europa, e i giovani che adesso vanno in cerca di lavoro al nord o al nord Europa.
Bene. Tutto cambia per non cambiare, il paese del Gattopardo. Quindi appuntamento la prossima settimana. Poi probabilmente non riusciremo a... Il giorno venerdì, venerdì. Però lo anticiperemo giovedì prossimo, quindi mi faceva piacere comunque ricordarlo, perché poi ci saranno interviste dei giovani che sono all'estero, eccetera, eccetera. Bene. Quindi non mancate, venerdì prossimo, non domani praticamente. Venerdì ancora. 9 giorni dopo. Visto che chi ci sta ascoltando, insomma, la prima messa in onda è il giovedì, quindi magari qualcuno ci ascolterà anche di sabato e questi dicono di venerdì, sarà domani. Sono impazziti. No. Sabato venerdì 26. Benissimo. Dai, allora ci sentiamo la prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva FM, Radio Calbero Vigo e Made in Polesine Web TV. A questo punto da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Vi auguro di un buon fine settimana, il nostro classico countdown non può mai mancare. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.